Ho vinto la pigrizia, sono uscita di casa. Era da tanto che non uscivo di casa così a passeggiare. No, ero uscita domenica in realtà a passeggiare, però così da sola, senza pensieri, senza orari. C'è un profumo d'autunno delle foglie che era da tanto che non sentivo. Guardate come stanno iniziando gli alberi, cioè sembra un quadro. Stanno iniziando a colorarsi tutti. Con l'effetto grandangolo. Così vedete meglio cosa mi circonda. Lì c'è il pelmo. Oh, che bella foto verrebbe qua. Adesso arrivo fino alla serra. Ogni tanto mette a fuoco di qua. Beh, telefono da patrimonio di soldi che fa quello che vuole. Comunque, arrivo fino alla serra, poi torno indietro. Era giusto per muovermi perché sono troppo sedentaria. Sto troppo a casa seduta o imbambolata davanti al... cos'è? O imbambolata davanti al telefono, quindi anche adesso sono davanti al telefono, però sto camminando. Posto. Questa è una passeggiata stupenda. E la salita ti premia con questo. Beh, sono le 4:30, c'è ancora un po' di sole, io torno verso casa. Allora, 7 ottobre e siamo ai piedi delle Tre di Lavaredo. Si fa quando si ha tempo. Era l'anno scorso che... Sì, l'anno scorso eravamo venuti su. È pieno di stranieri, tanti stranieri. Ci facciamo un giro, magari dopo vi faccio una ripresa da
dall'altra parte e niente, è roba già vista e rivista, ma so che vi piace. Siamo al Locatelli, che è chiuso. Che meraviglia. Abbiamo fatto bene a non andare su alla chiesa. Abbiamo fatto bene a non andare alla chiesa. Vabbè. Perché c'è gente. Ci siamo fermati qua. Sono rossa come un peperone, ma fa caldissimo, il sole scotta. Che meraviglia. Abbiamo fatto il solito sentiero, questo qua, che passa sotto. Bello. Adesso facciamo un po' di merendina. E poi torneremo in là prima o poi. Dobbiamo ancora capire che strada fare, ma insomma, torneremo in là. Che bene che si sta. Va bene, dai. Sono penso le 5:30, meno 20 alle 6. E quindi si sta facendo più freschetto, ma c'è una pace. Silenzio. È bellissimo. Questa stagione è bellissimo perché c'è il vero silenzio e non c'è il caos del turismo. Bellissimo. Bello, bello, bello. Dobbiamo ripartire purtroppo. Dobbiamo tornare giù. Ma perché fa così qui? Oh, non mettere a fuoco. Ultimo sole, sta ufficialmente tramontando da questa parte. Andiamo verso l'ombra, verso il buio, verso il freddo. Ah, ecco, devo mettere la maglia. Genio. Arrivati, guardate che tramonto spaziale. Siamo arrivati. Tramonto super. Bello. C'è ancora qualcuno. Tutti i camper. Cioè, guardate che meraviglia. Dunque, sono qui, c'è un salto temporale, ma voi non ve ne siete accorti. Sporca? No, ho appena mangiato, in realtà non ho finito di mangiare, ho mangiato una parte del pranzo. Quindi dai, non mi perdo in chiacchiere, vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!